prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. Dante era, diciamo, un acquisito, che il padre è vedovo, aveva sposato la sorella di mio padre in seconde nozze, non so, non so, penso intorno al 45-46 più o meno. Mi ricordo che Sede Defensa lo mandava lì a portare il mangiare al padre, all'ovile, regolarmente ne arrivava meno della metà, perché con la fame che c'era, con la fame che aveva, se lo mangiava in viaggio. Nei primi anni 50 andava alla stazione, dove arrivava la gente con bagagli, borse, e si offriva per dare una mano d'aiuto, ricompensa di una piccola mancia, 10-15 lire, non di più. In quegli anni, negli anni 57 forse, abbiamo preso il bar, dove c'era il telefono pubblico, l'unico telefono che esisteva a Dolianova, oltre quello di Carabinieri che dipendevano sempre da noi. E Dante in pratica è diventato il fattorino, andava a portare gli avvisi telefonici e la domenica, il giorno di festa, anche i telegrammi, perché il giorno di festa, essendo l'ufficio postale chiuso, portava anche i fonogrammi. E così faceva le mance, eccetera, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo, quando c'erano i funerali, lui era l'addetto a portare il tavolinetto, perché loro i funerali si facevano esclusivamente a piedi, e dove Savanga adesso, no, quell'incrocio lì. Da via Foscolo c'era la sosta, la bara portata a spalle, si fermavano, Dante metteva il tavolino per terra, appoggiavano la bara e continuavano. Arrivavano in cimitero, tavolino per appoggiare la bara per la benedizione, queste erano le sue mansioni, sempre per pochi spicciolini. Poi si era preso un'abitudine, ma chiamiamola brutta, non più di tanto, raccoglieva tutto quel che trovava, tutto quel che poteva mettere in tasca. Finiva che aveva 2 bisacce al posto delle tasche, aveva bulloni, chiavi, pettinini, rosari, aveva un po' di tutto. Una persona sopportava una certa Chicchirichì, una donna abbastanza anziana anche, che per scherzo tutti gli attribuivano un amore, un fidanzamento, qualcosa del genere, e lo sfottevano. Guai a parlargli di questa Chicchirichì. E Dante assolutamente andava in scandescenze quando gli parlavano di Chicchirichì. Diceva anche delle cose irripetibili in proposito, assolutamente. E anche se molti, quando era in vita, specialmente i ragazzacci, piazza delle scuole, lo facevano arrabbiare. Bastava parlare pum, lui si arrabbiava, si incavolava, però non cercava di difendersi come. Si chinava per terra, raccoglieva o un pugnetto di sabbia, ma poca anche, o un pezzo di carta. Mai che abbia raccolto un sasso o qualche corpo contundente per far del male. Mai. Per farlo arrabbiare, queste 2 cose, fargli pum, il segno della bomba, o parlargli di Chicchirichì, assolutamente. Dante era un po' così, diciamo, non troppo normale, perché da bambino. Poi un bel giorno, nell'84, abbiamo perso Dante. In pratica a 51 anni è morto di vecchiaia, non è che sia morto dicevano i medici sempre, lui è vecchio, lui ogni anno sono 10 anni per lui, capito? Dicevo che lui era amico di tutti, la banda musicale, e tant'è vero è andata al suo funerale, hanno suonato al suo funerale, Carabinieri, lui andava amato per i Carabinieri. Il giovedì, che chiudeva il bar, che era libero, diciamo, dal servizio, no? Lui regolarmente si andava alla Legione dei Carabinieri, dove pranzava in mensa con gli ufficiali. Quando è morto c'era una rappresentanza
della Legione dei Carabinieri, in alta uniforme, lo sa? Veramente. La banda musicale, tutto il paese, era ben voluto da tutti. Tu prova ad avere